Un provvedimento importante promosso dagli organi governativi che mette assieme tutti i provvedimenti che riguardano i diritti delle persone, quindi la salute, l'attività lavorativa e l'istruzione, e a questo aggiungiamo anche l'ultimo diritto acquisito nel 2023, cioè lo sport, all'interno dei percorsi di vita delle persone con disabilità. Si tratta del decreto legislativo 62 del 2024, ma convenzionalmente conosciuto come progetto di vita. Un decreto che stabilisce un approccio multidimensionale alla disabilità, focalizzato sui bisogni e il potenziale individuale della persona in un sistema che interagisce tra enti, istituzioni e varie competenze. È da questo che è nato il convegno che ha avuto l'obiettivo di mettere in rete istituzioni e università. Con la firma degli 4 Atenei Veneti chiudiamo e coloniamo un percorso che ci vedrà a proporre una politica integrata relativamente al progetto di vita. Il Comitato Paralimpico Veneto e i rappresentanti delle università di Venezia, Verona e Padova hanno siglato dunque una dichiarazione di intenti per la realizzazione di un percorso formativo interateneo dedicato al movimento paralimpico. Firmiamo per ragionare su un possibile percorso di alta formazione. E quello che vogliamo però fare in generale è cercare di favorire e di propagare i valori dello sport paralimpico anche all'interno dell'ambiente universitario. Come Ateneo del progetto noi affrontiamo il tema dell'accessibilità e dell'inclusione in tutte le sue forme. L'aspetto interessante di coordinarsi con altri Atenei. L'idea è stata quella di mettere insieme le competenze trasversali dei quattro Atenei con l'aiuto della Regione per creare proprio un lavoro transdisciplinare per intercettare non solamente lo sport paralimpico ma tutte le persone con disabilità. Ci specializzeremo, ci stiamo già specializzando nella valutazione e nella prescrizione nella disabilità. Trattare dunque la disabilità come una condizione e non come una mancanza di qualcosa. Una condizione che oggi in Europa coinvolge ben il 23% della popolazione sopra i 16 anni e che per quanto ci riguarda qui in Veneto si occupa quasi del 6% della popolazione, quindi ha un impatto importante all'interno del nostro territorio. Parliamo più di 374.000 persone con disabilità.